Ok. Buongiorno Chiesa, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore, amen. Possiamo cominciare già questo culto aprendo la parola di Dio. Se hai portato la Bibbia o c'hai l'applicazione sul telefono, ti invito ad aprire nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 1. È una lettera molto interessante, è la lettera che, a detta di tanti teologi, è la più completa che parla del piano di salvezza che il Signore ha tracciato per ciascuno di noi. E questa ultima lettera è l'ultima lettera che Paolo ha scritto da uomo libero, no? E la cosa interessante è che questa lettera è scritta alla Chiesa dei Romani, ossia alla Chiesa italiana. Perciò Paolo sta indirizzando questa lettera, questo versetto che noi leggeremo stamattina a ciascuno di noi, ok? E dice così, è un'introduzione molto interessante che ha un significato profondo. Dice: Paolo, servo di Gesù, di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Allora, non so se tu ricordi, ma Paolo, il suo nome di battesimo non era Paolo, ma era Saulo, ok? Quando lui è diventato cristiano, si è convertito, ti ricordi, capitolo 9 di Atti degli Apostoli, sulla via di Damasco, no? E lui è caduto a terra, è diventato cieco, poi Dio ha mandato quel servo che si chiamava Anania per guarirlo, e lì è cominciata la sua storia di cristiano, ok? E pian piano la sua personalità si è trasformata e Saulo è diventato Paolo, ok? Interessante questo nome, il significato di questo nome. La parola Paolo, il nome Paolo significa piccolo, ok? Quindi quell'uomo che era un grande teologo, quell'uomo che era la stella nascente del giudaismo, diventa un piccolo uomo, no? E soprattutto subito dopo dice Paolo, ossia piccolo, servo, ok? Interessante che quella parola che viene usata lì nella lingua greca è la parola doulos, che significa schiavo. Quindi guardate come lui introduce la lettera ai Romani. Io sono un piccolo schiavo chiamato per il Vangelo. Lui ha detto: adesso l'apostolo Paolo sta parlando, ascoltate quello che dice il saggio apostolo Paolo. No, lui dice: io sono un piccolo schiavo chiamato a essere il rappresentante ufficiale del Signore. Che cosa ti senti tu? Un piccolo schiavo di Cristo. È questo che noi dobbiamo essere ogni giorno, no? Lutero ha detto una volta: sono molto tentato, dopo aver studiato il dottorato in teologia, di vestire la veste del teologo, ma mi sto dimenticando che sono un servo di Cristo. Allora tu che ti senti servo di Cristo questa mattina, che ti senti piccolo, che hai bisogno di imparare dal nostro Signore come si vive veramente il cristianesimo, ti invito ad alzarti in piedi e pregare insieme a me, perché questa mattina noi parleremo nel messaggio di umiltà, di sottomissione, parleremo di sacrificio, no? Sono argomenti che a volte i cristiani viene l'orticaria, no? Quando cominciamo a parlare di questi argomenti, no? La parola sottomissione poi è una parola che sembra veramente una spina nella carne, ma vedremo una cosa interessante, che chi si abbassa sarà innalzato, mentre chi si innalza sarà abbassato. Io ho scelto, e spero che anche tu scelga, di abbassarti in modo che il Signore ti possa onorare con la sua mano e portare sempre più vicino a Lui. Sei pronto per questo culto? Amen? Amen. Dio ti benedica. Preghiamo insieme che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, Signore, perché abbiamo un tempo prezioso nella tua presenza. Sono qua per chiederti, Signore, che il tuo Spirito possa fare un lavoro profondo in ciascuno di noi. Abbiamo, Signore, desiderio di stare più vicini a te. Signore, tu sei come l'aria. Signore, senza di te noi non possiamo vivere, non possiamo respirare.
non possiamo camminare. Signore, tutto quello che viviamo ogni giorno che tu ci regali, nonostante le tribolazioni, nonostante le difficoltà, quello che tu ci regali si chiama vita, e vita abbondante. Signore, quando noi non viviamo una vita abbondante è perché noi mettiamo degli ostacoli, ma siamo qua per dirti, Signore, questa mattina che tu possa, Signore, aiutarci a rimuovere questi ostacoli, a camminare a fianco a te e a darci la capacità, Signore, di sperimentare la tua presenza, che è la cosa più importante che noi possiamo avere nelle nostre giornate. Signore, il Salmo numero 23 dice: se anche io passassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerò nessun male, perché tu sei con me. Signore, tu sei con noi, Dio con noi, Emanuele. Signore, amministra tu questa mattina di culto, amministra tu il momento della lode, amministra tu, Signore, il momento della predica. Vogliamo che tu, Signore, sia presente in mezzo a noi, stai con noi, Signore, parla al nostro cuore, e che ogni istante, Signore, di questa mattina sia un momento prezioso, perché il passato è passato, ma il presente è un regalo, Signore, che noi vogliamo prendere con le nostre mani, a piene mani, perché viene dal tuo trono di grazia, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Hai già salutato il tuo fratello, la tua sorella? Lascia il tuo posto e vai a dare una parola di benedizione a chi è vicino a te, a chi è lontano da te, nel nome di Gesù. Sempre aiutato, la tua salvezza mi hai donato, oh gioia nel mio cuore, con mio canto ti loderò, io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò.
Possiamo dare un applauso al nostro Signore? Continuiamo a cantare che Lui è grande, Lui è degno di ogni lode e onore. Questo applauso è per Lui, che noi lo ringraziamo, lo adoriamo questa mattina di tutte quelle cose che Lui ci ha donato, anche se noi molte volte non lo diamo per scontato molte cose, ma non è a caso che tu respiri, non è a caso che tu sei qui, non è a caso che tu puoi aprire gli occhi e parlare, non è a caso che tu sei in salute, che tu puoi adorare il nostro Signore in qualche modo. In questa mattina che il Signore ti chiede che tu abbia il cuore aperto per far sì che Lui possa entrare, possa riempire quel vuoto che tu provi in questo momento, che Lui possa darti pace, darti sollievo, che noi possiamo cantare che grande è il Signore. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu eterno regni in terra e in cielo, sei re. Grande Signore, Lui è degno, solo Lui. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. E da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te, vogliamo ringraziarti per le
Amen, Padre, ti vogliamo ringraziare per questo momento di lode, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo. Noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per tutto quello che tu hai fatto, Padre, anche se noi non abbiamo visto, ma ora riconosciamo, Padre, che tu sei sempre stato accanto a noi. Noi ora riconosciamo, Padre, le tue misericordie, il tuo amore verso di noi, Padre. Ora noi riconosciamo, noi vogliamo lodare a te, che il tuo nome sia glorificato, solo il tuo, che noi possiamo continuare a guardare la tua faccia, non guardare le cose che succedono di negativo, Padre, ma tutto c'è un proposito per coloro che amano il Signore, tutto coopera al bene di coloro che amano il Signore. Supremo sei sovrano in gloria, Imparagonabile, e imparagonabile, senza uguale, bellezza. non c'è un altro. Non c'è altro Dio come Yahweh, non c'è altro Dio oltre il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore. Dio supremo sei sovrano in gloria e imparagonabile, Senza uguale, bellezza e imparagonabile, senza uguale, maestà. Non c'è altro Dio come Yahweh, non c'è altro Dio oltre il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore, Dio come il Signore, Dio come il Signore. Amen. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. Che a Lui sia data la gloria in questo momento, che noi possiamo continuare a lodare il nostro Signore e dare a Lui tutta la gloria e tutto l'onore. Che noi possiamo in questo momento pregare al Signore e ristabilire quel rapporto che un tempo c'era e ora si è perso, e pregare a Lui che Lui si faccia presente nelle nostre vite, che Lui sia un Dio vivo e non soltanto un Dio presente nelle scritture, un Dio che magari molte volte nemmeno leggiamo, un Dio distante, un Dio cattivo, tra virgolette, che questo Dio possa diventare veramente il nostro Padre, che
che questo Dio possa essere manifesto ogni giorno nelle nostre vite. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. Cantiamo, perché da Lui? Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui e per Lui son tutte le cose. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Che profonde ricchezze il conoscere e sapere di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. Che profonde ricchezze il conoscere e saper di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Cantiamogli la gloria. Date Chiesa. A Lui la Solo tu. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Amen. Padre, ti ringraziamo perché hai preparato i nostri cuori, Padre, a ricevere la tua parola. Ti prego che la tua parola possa venire chiara alle nostre orecchie, chiara al nostro cuore, Padre, che non ci siano interruzioni, che non ci siano
barriere, Padre, che il tuo Spirito Santo possa consigliarci, Padre, che il tuo Spirito Santo possa farci da maestro, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci hai dato fino adesso, per questa mattina e per questa settimana che tu ci hai dato, Padre, difficile, ma noi siamo qui, Padre, a lodarti sopra ogni cosa, sopra ogni malessere, ogni male, Padre. Noi ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Amen, Chiesa. Sei pronta per ricevere la parola di Dio? Sì? Ok. Allora ti invito ad aprire il testo che leggeremo stamattina. Si trova in Marco, Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 32 in poi, fino al versetto 45. Marco 10, da 32 a 45. E dice così la parola di Dio. Mentre erano in cammino, salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro, erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i 12 e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli risusciterà. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: Concedici di sedere. Guarda, tutte le volte che arrivo a questo punto mi viene quasi da ridere, no? Sia, maestro, fai qualcosa, quello che ti diremo noi, no? L'uomo che dice a Dio che cosa deve fare, robe da matti. Egli disse loro: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: Concedici di sedere, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo e essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli dissero: Sì, certo, lo possiamo, assolutamente. E Gesù disse loro: Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti chiediamo in questo momento di prendere il controllo, Signore, della predica, e Signore, che la tua parola possa parlare profondamente ai nostri cuori. Questo testo è un testo profondo, un testo anche difficile, Signore, da ingoiare, perché, Signore, ci mostra la differenza tra i tuoi progetti e i progetti umani. Perciò ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù, aiutaci a entrare nelle tue vie. Aiutaci, Signore, a entrare nei tuoi progetti e aiutaci, Signore, a lasciare da parte le nostre vie e i nostri progetti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Allora questa era già la terza volta che Gesù parlava della sua crocifissione ai suoi discepoli. Ed è interessante che tutte le volte che lui entrava in questo argomento, no, i discepoli reagivano in modo negativo. La prima volta che lui ha parlato, quando il Signore ha dato quella grazia a Pietro, no, di riconoscerlo come Cristo, il Figlio del Dio vivente, sapete che cosa è successo? Pietro lo ha ripreso, gli ha detto: Maestro, io non permetterò che tutto questo succeda. Questo era Pietro, no? Sappiamo come lui si comportava, sappiamo cosa lui pensava. La seconda volta i discepoli hanno cominciato, no, quando Gesù ha comunicato questo suo progetto, questa sua direzione in direzione di Gerusalemme, i discepoli hanno cominciato a litigare per sapere qual era il migliore, ok? E la terza volta, che è questa, l'ultima volta che Gesù ha parlato della sua crocifissione mentre andava a Gerusalemme, la scena è molto interessante, no? Si avvicinano due dei discepoli più vicini a lui, anzi, prima che succedesse questo, se voi andate negli altri Vangeli, c'è scritto che i due discepoli hanno mandato avanti la mamma, ok? La mamma che ha detto: maestro, tu sai, no, i miei due figli sono due figli importanti, sono i miei cocchi, no? Mandali vicino a te quando saranno nell'eternità, uno a destra e uno a sinistra. Ma i discepoli non contenti, Giacomo e Giovanni, hanno detto: ok, la parola di mamma è la mamma, però se noi andiamo dal maestro direttamente sicuramente ci ascolta, ok? Quindi Gesù stava andando in direzione di Gerusalemme per offrire la sua vita, e i discepoli che cosa volevano? Volevano la gloria personale. Gesù stava andando in direzione di Gerusalemme per servire e sottomettersi fino alla fine alla volontà del Padre, ma i discepoli volevano dominare sugli altri. Che differenza di visione di vita! E cari miei, quando io ho cominciato a leggere questo testo biblico, ho detto: Signore, quante volte noi facciamo questo? Quante volte noi vogliamo prendere la situazione della nostra vita in mano e scordarci per quale motivo noi siamo stati salvati, ossia per essere servi, per essere sottomessi, per ingoiare una vita cristiana che a volte non è così semplice da ingoiare. E la cosa interessante è che Gesù comincia a dire a questi discepoli: guardate, siete turbati, lo so che siete turbati, perché tutto quello che avete conosciuto fino adesso, ossia 3 anni e mezzo insieme a me, dove avete visto dei miracoli, dove avete visto risurrezioni, dove avete visto guarigioni, dove avete visto fare delle opere potenti a me, cambierà tutto, perché nel momento in cui voi pensavate che tutto fosse risolto, io me ne andrò al Padre e voi rimarrete qua sulla terra e dovrete dare continuità alla mia opera. E quello non riuscivano proprio a ingoiarlo. E la cosa interessante che succede in questo momento è che i discepoli proprio volevano fare tutto di da quello che il Signore aveva in mente di fare. Allora, questo è il testo che noi useremo stamattina. Vedremo la differenza tra cos'è vero cristianesimo secondo la mente e il cuore di Gesù e vero cristianesimo secondo la mente dei discepoli e di quelli che lo stavano seguendo. E tutti e tre questi principi che noi impareremo stamattina cominciano per S, e la prima è la parola sacrificio. Cristianesimo è sacrificio, ok? Segnatelo bene sulla tua Bibbia o sul tuo telefono, perché questo è un insegnamento importantissimo. E Gesù comincia a elencare, quando lui parla del suo sacrificio, 7 azioni che gli uomini avrebbero fatto nei suoi confronti. Lui sarebbe arrivato a Gerusalemme e questo testo dice che sarebbe stato consegnato ai religiosi, sarebbe stato condannato, lo avrebbero consegnato ai pagani, lo avrebbero schernito, lo avrebbero sputato, l'avrebbero flagellato e alla fine lo avrebbero ucciso. 7 azioni che l'uomo avrebbe fatto nei confronti di Dio, ossia l'essere umano. Il numero 7 è un numero molto interessante, ok? È il numero della completezza. Allora sta attento, Gesù elenca passo dopo passo tutto quello che gli uomini gli avrebbero fatto, in modo che gli uomini avrebbero conosciuto il massimo che loro avrebbero potuto fare a Dio, ossia: Dio, rimani lì in croce perché noi non vogliamo sapere niente di te. E quando Gesù ha parlato di questo ai suoi discepoli, è interessante che lui sapeva dettaglio dopo dettaglio tutto quello che sarebbe successo. Io non so se tu dovessi affrontare la stessa situazione
andando in croce, sapendo ogni dettaglio, passo, che cosa sarebbe successo, cosa tu avresti fatto. Sai perché Gesù è rimasto fermo e fedele fino in fondo a quello che sarebbe successo? Perché lui sapeva una cosa: l'uomo poteva fare 7 azioni contro di lui, consegnarlo, sputtarlo, denigrarlo, flagellarlo, ucciderlo, ma dopo questo un'azione di Dio avrebbe cambiato la storia degli esseri umani, perché alla fine Gesù dice: alla fine il figlio dell'uomo risusciterà, la potenza di Dio si sarebbe manifestata e Cristo sarebbe risorto. Cari miei, io imparo un principio fondamentale qua. Quando noi moriamo a noi stessi, e la parola di Dio ci insegna a prendere la propria croce e cominciare a camminare con Cristo, quando noi moriamo a noi stessi, quando noi prendiamo la nostra croce, quando noi decidiamo di fare la strada che Gesù ha tracciato per noi, può darsi che perdiamo qualcosa per strada, ma ricordati che alla fine c'è una risurrezione per ciascuno di noi. Amen, Chiesa? Tu hai paura di morire a te stesso. Tu hai paura di morire alle tue aspettative, tu hai paura di morire ai tuoi progetti, tu hai paura di morire alle tue sensazioni, tu hai paura di morire ai tuoi pensieri, a volte rinunciare, far morire quello che noi siamo dentro noi stessi. È difficilissimo, ma ricordati che tutte le volte che tu rinunci a te stesso e rinneghi te stesso e prendi la croce, sai che cosa il Signore ti dice? Sarà solo per un momento, perché dopo alla fine tu risusciterai e Cristo comincerà a vivere in te. È questo che succede nel cristianesimo, cari miei. Noi dobbiamo crocifiggere noi stessi affinché Cristo cominci a vivere in noi. Cristo è andato avanti perché Lui sapeva che sulla croce sarebbero successe tante di quelle cose straordinarie nonostante la sofferenza. Sai perché? Alla croce tutti gli uomini lo avrebbero preso, deriso, ma alla croce Cristo stava compiendo il piano di Dio per la giustificazione dell'umanità. Quando Cristo è morto sulla croce, sai che cosa dice 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21? Dice: a colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Tu sai che sei giustizia di Dio. Dio ti guarda e dice: sei perfetto, sei giustizia di Dio in me. È questo che è successo alla croce. Sai perché Gesù è andato avanti e ha continuato a guardare alla croce con fiducia? Alla croce Gesù, con le ferite del suo corpo, avrebbe guarito l'umanità da ogni malattia spirituale, psicologica, relazionale, emozionale. Prima Pietro 2,24 dice così: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Tu sai che sei guarito? Chiesa, buongiorno. Un caffè napoletano di quelli belli forti, eh? Io quando leggo questi testi biblici il mio cuore si riempie di una gioia immensa. E sai perché? Perché noi viviamo in un'epoca in cui le relazioni sono sempre più malate. Ti rendi conto di questo, sì o no? C'è sempre più individualismo, c'è sempre più chiusura verso il diverso, c'è sempre più chiusura verso le persone che sono diverse, che pensano diverse da noi. Ma Cristo sulla croce ha guarito tutte le nostre malattie relazionali, emozionali. Ti sei mai chiesto perché la croce è fatta in quel modo? Ok? Hai mai osservato la croce come è fatta? Guarda, una linea verticale, continua, tra cielo e terra. E una linea orizzontale, no? Che è la comunicazione tra due uomini completamente diversi, che siamo noi. Sai che cosa significa questo? Che Cristo ha stabilito una linea di comunicazione eterna tra cielo e terra attraverso la croce di Cristo. Oggi noi possiamo parlare con Dio, andare alla presenza di Dio, non come nell'Antico Testamento dove c'era solo il sommo sacerdote una volta all'anno che poteva entrare nella presenza di Dio. E io dico sempre che il nostro Signore è meglio di WhatsApp.
perché Lui è collegato 24 ore al giorno e noi possiamo andare a Cristo liberamente ogni istante della nostra vita. Lui è in ascolto delle nostre difficoltà, Lui è in ascolto delle nostre fragilità, perché la croce è questo il messaggio, cari miei, è una linea continua di comunicazione tra cielo e terra, e noi abbiamo un Dio costantemente in ascolto del nostro cuore, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, e noi possiamo andare lì a portare i nostri pesi e dire: Signore, ho bisogno di te. Non ti metterai in fondo la lista delle richieste di aiuto, perché tu sei il primo. Qualsiasi numero di persone ci sia richiedendo situazioni al Signore, tu sei il primo. E c'è una frase che mi piace tantissimo: quando io e Dio siamo d'accordo, noi facciamo la maggioranza. Amen, Chiesa? È così che funziona. E sai perché? Perché Cristo ha pagato un prezzo sulla croce di sacrificio. La prima S è sacrificio. Sulla croce Cristo ha scelto di sacrificarsi. Questo è vero cristianesimo. Allora posso darti un consiglio, e non devi pagare per saperlo, ok? Se tu fai qualcosa per il Signore, fa che costi qualcosa alla tua vita, perché deve essere un sacrificio. Un giorno Davide, ti ricordi quando lui stava vedendo l'angelo sterminatore che sterminava il popolo? Lui ha detto: io comprerò un campo, ok? E farò un sacrificio in modo che la mano dell'angelo del Signore si fermi e non stermini il popolo. E c'era quell'uomo a cui apparteneva quel campo che ha detto: no, ma tu sei il re, io te lo regalerò. E sai che cosa ha detto Davide? Ha detto: no, io devo pagare un prezzo, non farò niente per il Signore che non mi costi qualche cosa. Cristianesimo, cari miei, è fare qualcosa per il Signore che costi qualche cosa, che costi il tuo tempo, che costi la tua fatica, che costi il tuo sforzo. Se non è sacrificio, non è qualcosa che tu stai facendo per il Signore, ma stai facendo per te stesso. È questo che ci comunica la parola di Dio. L'Apostolo Paolo, quando parla della sua vita, se tu vai in prima e seconda Corinzi, fa una relazione enorme di quello che lui stava attraversando per amore delle chiese. Nelle chiese lui era criticato, nelle chiese lui era flagellato, nelle chiese lo buttavano fuori. Appena lui usciva da una chiesa entravano i falsi dottori e la chiesa accoglieva i falsi dottori e lui soffriva come un cane. E dice la parola di Dio nella sua relazione di prima e seconda Corinzi che lui passava dei momenti terribili, in pericolo nei campi, in pericolo nei deserti, in pericolo nelle chiese, in pericolo tra falsi fratelli. E lui ha passato l'ultimo periodo della sua vita venendo qua in Italia, attenzione, no? Perché il messaggio di Dio per gli italiani è molto forte. Io vi mando non solo Pietro, ok? Che è uno dei discepoli più vicini a me, qua in Italia, a morire a Roma, ma vi mando anche Paolo, l'apostolo Paolo delle genti, e ve lo mando lì perché voi possiate imparare e capire quanto è difficile vivere la vita cristiana. Se tu non ti sacrifichi, non è cristianesimo. Se tu non ti sacrifichi, non è cristianesimo. Quindi prima S che noi incontriamo in questo testo biblico è la parola sacrificio. Sacrificio. Gesù stava insegnando ai suoi discepoli il sacrificio, ma c'è una seconda parola che mi fa venire l'orticaria in questo testo biblico, che è la parola sottomissione. Allora sta attento, voglio farti una domanda. Qual è la differenza tra un capo e un leader? Ok? Discepoli, questi due discepoli, ma non solo questi due qua, volevano essere dei capi, ok? Fa che io mi sieda alla tua destra e fa che io mi sieda alla tua sinistra, perché noi vogliamo comandare il mondo. Era questo il messaggio dei discepoli che i discepoli stavano dando a Gesù. Ossia, un capo è quello che spinge avanti le persone, un capo è quello che comanda, un capo è quello che domina, un capo è quello che tiraneggia sul gregge. Allora, quando manca un capo, il progetto si ferma. Ma il leader è una cosa completamente diversa. Il leader lascia un sogno nelle persone.
Un leader lascia un'impronta nelle persone. Un leader fa in modo di condividere il suo sogno con quelli che lo seguono, ma soprattutto lui per primo mette in pratica quello che sta dicendo e mette in pratica il sogno che lui ha. E Gesù stava facendo questa differenza con i suoi discepoli e diceva: cari miei, voi volete dominare, voi volete spingere avanti, ma io sono davanti a voi. Non so se hai letto l'inizio di questo testo biblico, dice la parola di Dio che Gesù andava davanti a loro. Ok? Ossia, dimostrava quello che lui predicava, dimostrava quello che lui diceva. Ed è interessante che questo principio di sottomissione noi lo vediamo che lui lo insegna attraverso due simboli molto interessanti ai suoi discepoli. E Gesù fa loro una domanda che io giro a te questa mattina, come Gesù l'ha girata a me durante la preparazione di questo sermone. Potete voi bere il calice che io sto per bere e potete essere battezzati del battesimo di cui io sto per essere battezzato? Allora, questi due simboli ci dicono che cos'è veramente cristianesimo, ok? Potete voi bere il calice e potete essere battezzati del battesimo che io sto per essere battezzato. Ti ricordi quando Gesù era nel giardino del Getsemani, che ha detto per 3 volte, ha consegnato per 3 volte al Padre la situazione che lui avrebbe vissuto di lì a poche ore? Ossia, Padre, se può passi da me questo calice. Allora ti faccio una domanda. A Gesù piaceva andare in croce? Ma neanche un po'. Ma non tanto per la sofferenza fisica. Ascoltami bene quello che ti sto dicendo adesso. Non era la sofferenza fisica che spaventava Gesù. Quello che lui lo spaventava più di tutte le altre cose era che lui aveva vissuto 33 anni e mezzo in comunione profonda con Dio Padre. Ok? E perdere quella comunione perché lui si sarebbe caricato di tutti i peccati dell'umanità, di tutte le epoche, di tutte le razze, di tutte le culture. Prova a immaginare Dio Padre santo, 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 in quelle 6 ore in cui Gesù è stato sulla croce avrebbe scaricato la sua ira santa su Gesù e Gesù avrebbe pagato il prezzo di tutti i peccati del mondo perché era l'unico che poteva sopportare una punizione così, in modo che noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Era questo che spaventava Gesù. In quelle ore lui avrebbe perso quella comunione profonda con il Padre perché si sarebbe caricato di tutti i peccati. Ma lui ha detto: Padre, se può, per favore, non farmi questo, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Questo si chiama sottomissione. Quindi la seconda S che noi vedremo oggi è la parola. La prima è sacrificio, la seconda sottomissione. Che difficile, gente, sottomettersi, vero o no? E la parola di Dio ci dà tante formule di sottomissione nei testi biblici. Dobbiamo sottometterci a Dio. E la parola di Dio dice che dobbiamo sottometterci gli uni agli altri, ok? Gli uni agli altri. Quando una persona, per piccola che sia, per poco influente che sia in una comunità, ti dice che tu stai sbagliando e che stai avendo un principio diverso da quello che la parola di Dio ci dice, sai che cosa dice la parola di Dio? Sottomettiti, perché dovete sottomettervi gli uni agli altri. Questo so che non piacerà tanto alle donne. Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti come al Signore. È scritto così nella parola di Dio, sì o no? È dura, ma ancora più dura quello che Dio dice all'uomo: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo è ancora più difficile, perché amare una moglie come Cristo ha amato la Chiesa e dare se stesso è difficile. Signore, ma io devo amare quella lì nello stesso modo. Signore, ma io devo amare e sottomettermi a quello lì. Non è semplice, ma la sottomissione è il principio fondamentale attraverso cui noi viviamo una specie di risurrezione. Sottomettersi, cari miei, è quando noi ci abbassiamo alla presenza di Dio
e restiamo lì finché Dio non ci dice rimani lì finché io non ti alzerò. Sai una cosa? Quando tu fai questo, non c'è bisogno di pubblicizzare sui social quello che tu sei e quello che tu fai, perché sarà Dio a prenderti da terra, ti alzerà e ti dirà questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Non ci sarà bisogno di fama, non ci sarà bisogno di promozione del proprio ego come stavano facendo i discepoli, ci sarà soltanto bisogno di sottomettersi fino alla fine. Questo è ingoiare il calice che il Signore a volte ci dà, è amaro delle volte, ma la sottomissione porta un grande beneficio e ti rimetterà al centro della volontà di Dio. Tu sei disposto a vivere questa sottomissione in armonia con la parola di Dio? Amen, Chiesa? Non dire amen se tu non vuoi poi alla fine, ok? Sì, pastore, ma... Sai, io mi ricordo un messaggio che Pastore Caio, penso ancora 7-8 anni fa, no? Ha portato un ultimo dell'anno di qualche, veramente quasi 7-8 anni fa, sì. E lui diceva, è bello ingoiare rospi, basta mettere un po' di olio, no? E vanno giù molto bene. Mi ricordo questa frase. Ci sono dei rospi, cari miei, che noi dobbiamo ingoiare. Prendi un po' di olio prima, umidifica la gola e poi ingoia quel rospo, perché so una cosa, che dopo aver ingoiato quel rospo, Dio ti benedirà profondamente. Amen? Cristiani veri sono chiamati a ingoiare rospi. Io quando penso, pastore, ma qual è il rospo che io devo ingoiare? Io non lo so come sta la tua vita, ma c'è un rospo che i cristiani troppo spesso fanno fatica a ingoiare. E questa parola si chiama perdono. Sai una cosa? Il diavolo spezza famiglie quando manca perdono. Il diavolo spezza chiese quando manca perdono. Il diavolo spezza amicizie di lunga data quando manca perdono. Noi siamo orgogliosi, cari miei. E quando noi non perdoniamo, l'inferno fa festa. Il diavolo, tu sai come viene chiamato? Il grande accusatore. Lui accusa. E quando noi entriamo nella logica del diavolo di accusare chi ci ha ferito, noi entriamo in una logica che non usciamo più da una spirale che si trasforma in amarezza, che si trasforma in tristezza, che si trasforma in freddezza, che si trasforma in scaricare il barele. È interessante che la parola diavolo, ok? Attenzione cosa dice la lingua greca della parola diavolo. Diabolos viene dalla parola diabalein, ossia buttare in mezzo la palla. Ok? Che cosa fa il diavolo quando c'è una ferita non guarita? Butta in mezzo la palla, dà la colpa a qualcuno, dà la colpa a qualcun altro, quello là è il fratello, ma tu sai che quella persona là, quel fratello, quella sorella là mi ha fatto male, sai che cosa farà il fratello? Si riempirà della tua amarezza, comincerà a scaricare la amarezza acquisita su qualcun altro, la Chiesa comincerà a essere inquinata di una serie di situazioni che non si sa più da dove vengono e neanche dove vanno, la Chiesa si spacca, le famiglie si spaccano, gli amici si dividono, perché? Perché non abbiamo risolto di ingoiare quel calice che Dio ci ha dato da ingoiare, ossia il perdono della persona che ci ha ferito. Gesù, mentre lo stavano inchiodando in croce, ha bevuto quel calice, stava guardando quelli che inchiodavano i suoi polsi e le sue caviglie e diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gente, che difficile è perdonare una persona mentre ti fa del male. A volte noi impieghiamo anni per perdonare una persona. Sei d'accordo con me? Sì o no? Anni. E il Signore dice: ingoia questo calice. Signore, com'è difficile, com'è amaro. Ingoia questo calice. Perché la parola di Dio insegna: perdonatevi gli uni gli altri come Dio ci ha perdonati in Cristo. Sai come ci ha perdonato Cristo? C'è stato un teologo, non è mia l'immagine, ok? C'è stato un teologo una volta che ha detto: l'ultimo gesto che Gesù ha fatto in vita, sai qual è?
Stai capendo? Sono qua per darti un... Hai capito? Che cosa ha fatto Giuseppe quando ha visto i suoi fratelli che lo hanno venduto? Ha pianto, ha gridato, ma poi ha detto: venite a me, abbracciatemi. Hanno pianto insieme. Questo è il calice che a volte il Signore ci dà e che noi non vogliamo ingoiare. L'altra figura che Gesù ha usato è stata quella del battesimo. E Gesù ha dichiarato una volta: vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Ti ricordi che cosa Gesù è successo al corpo di Gesù nel giardino del Getsemani mentre pregava perché stava in agonia? Gli cadevano come delle gocce di sudore dalla fronte piene di sangue. Perché? Perché lui sapeva che doveva essere battezzato. La parola battesimo, battismo significa immersione. Doveva essere immerso nella morte. È questo che lui ha fatto. Sia, potete essere voi battezzati della morte, fratelli. E morire a noi stessi non è una cosa semplice. Morire noi stessi, sapete cosa vuol dire la parola morte? Vuol dire separazione. C'è la storia di un grande teologo dell'antichità che si chiamava Agostino di Ippona. Okay? Questo teologo era un birichino prima di convertirsi. Okay? Lui era un appassionato di donne. Okay? E c'era una donna che lo faceva, nella sua biografia lui dice che c'era una donna che lo faceva particolarmente impazzire, no? Poi lui era un insegnante di retorica greca. A un certo punto lui ha conosciuto il Signore a tu per tu e questa donna che lo traviava, lo portava nella perdizione più profonda, dopo che lui è scomparso, è scappato via per andare a studiare la parola di Dio, si è isolato per andare a conoscere meglio il Signore, un giorno lo ha ritrovato nella sua città e stava gridando perché: Agostino, sono qua, sono io. Sapete che cosa lui ha risposto? Io lo so che tu mi stai chiamando, io so chi sei tu, ma sai una cosa? Non so più chi sono io. Quel vecchio Agostino che c'era prima non è più il vecchio Agostino, perché c'è un nuovo Agostino e Cristo l'ha trasformato attraverso una morte, attraverso una risurrezione, attraverso una trasformazione radicale. Fratelli, noi non possiamo vivere un cristianesimo superficiale. La parola di Dio ci insegna a morire a noi stessi, non è semplice. Sei disposto a morire ai tuoi progetti, sei disposto a morire alle tue idee, sei disposto a morire al tuo modo di pensare, sei disposto a morire al tuo modo di sentire per far vivere Cristo in te. Tu vuoi essere un vero leader e un vero cristiano, devi fare come Cristo ha fatto. Io vado a morire ed è per questo che io risorgerò. È così che ci ha insegnato il Signore. Prima S, qual è? Sacrificio. Seconda S, sottomissione. Terza S, servizio. Allora, cari miei, ho scoperto 3 cose, anche queste non dovete pagare, ok? Servizio, quando io servo e sono un vero servo, il servizio unisce, il dominio divide, il servizio soddisfa, il dominio deruba Dio e gli uomini delle loro proprietà. Servizio ama le persone, questo è fondamentale. Servizio ama le persone e usa le cose. Il dominio usa le persone e ama le cose. È così che funziona. Gesù ha detto: voi come me siete stati chiamati per servire. Tra i grandi della terra c'è dominio, ma voi siete servi. Gesù inaugura la figura più strana del mondo, ossia il leader che serve. Sembra che non ci sia collegamento tra la leadership e il servizio, invece il Signore Gesù ci ha insegnato che Lui è un vero leader. Perché? Perché è un leader che serve, vede le necessità degli altri e provvede per soddisfarle. È questo che fa un vero leader e un vero servo, queste 2 figure fuse insieme nel Signore Gesù. Allora lui sente questi discepoli che dicono: Signore, noi vogliamo sederci alla destra e alla sinistra nella tua gloria. Lui dice: venite qua, perché vi devo spiegare 2 cose. Voi siete venuti come io sono venuto, per servire e non per essere serviti. Allora, quando io penso al servizio,
io penso alla figura di Gesù durante l'ultima cena del Signore. Ti ricordi che cosa Gesù ha fatto? Io non so tu, ma cosa faresti se tu fossi consapevole che sono le tue ultime ore di vita? No? Io non so, penso, però arrivare là non lo so. Allora, penso che se fossi consapevole di questo comincerei a organizzare tutta la mia casa, direi a mia figlia: guarda, vai là a annaffiare l'orto tutti i giorni perché senza di me non so come andrà a finire. A mio figlio gli direi: guarda, cerca di tenere in ordine la tua camera, ok? A mia moglie gli direi: prendi la pensione di reversibilità che rimane, così stai un pochino meglio. Insomma, organizzerei la mia vita in modo che ci sia una continuità, ok? Gesù come ha passato le ultime ore di vita? Gesù ha detto: io devo servire. E durante l'ultima cena, la scena è fantastica, fratelli. Dice la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni che Gesù durante la cena, non quando ha finito la cena, ma durante la cena, quando il suo stomaco ancora non era pieno, ancora non era soddisfatto, l'ultima cena, l'ultimo pasto del condannato, dice che durante la cena lui ha visto una necessità, ok? Ha visto i piedi sporchi dei suoi discepoli e la scena si svolge in questo modo. Dice che lui si è alzato da tavola, prova a immaginarti la scena insieme a me, ok? Totale silenzio, 12 discepoli concentrati sul cibo. Gesù era concentrato sui piedi sporchi. Dice che lui si è alzato, si è tolto la veste. Allora attenzione, si è tolto la veste. Tu sai che la veste di Gesù era una veste particolare, era una veste che non aveva cuciture, erano vesti che portavano o i grandi re o i rabbi, ossia gli insegnanti della parola di Dio. E la parola di Dio, passo dopo passo, in quel testo ci dice dettagli di quello che è successo. Gesù che si toglie la veste di maestro e di re per cingersi in vita di un asciugamano per lavare i piedi ai suoi discepoli. Allora, io mi soffermo su una cosa, attenzione, come sarebbe diventata quell'asciugamano dopo 24 piedi sporchi, pieni di polvere, di fango e sicuramente non profumavano di Chanel numero 5? Ok? Come sarebbe diventata quell'asciugamano alla fine dei 24 piedi? Gesù si è tolto la veste di re, si è cinto di un asciugamano, aveva incollato al corpo la puzza e lo sporco dei piedi dei suoi discepoli, perché stava dicendo: io mi spoglio del mio essere re e sovrano dell'universo per venire a servire voi che siete sporchi, ma io attraverso il mio servizio pulirò i vostri piedi e voi avrete pieno con me. Servi. Un giorno mi piacerebbe che questa comunità si chiamasse Chiesa Battista Agape dai piedi puliti, dove tutti guardano alle necessità degli altri e tutte le necessità sono soddisfatte, come Gesù ha fatto con noi. Noi avevamo un bisogno, lui si è alzato da tavola, si è tolto le vesti, ha riempito il catino, ha cominciato a lavare i piedi ai suoi discepoli. Quell'asciugamano è diventata orribile, puzzolente. Ma la cosa interessante è che finito questo servizio, ascoltami bene, si è tolto l'asciugamano e si è rimesso la sua veste di re e si è riseduto a tavola e ha detto: avete capito quello che io ho fatto? Siete beati se ne fate altrettanto. Tu vuoi essere una persona beata? Tu sai che cosa vuol dire beato, no? 3 volte felice. Tu devi essere un servo, devi guardare alle necessità degli altri, toglierti quella veste di io sono il capo, io sono colui che è l'uomo della casa, io sono il pastore, io sono chiunque tu sia. Noi siamo servi, cari miei. Perciò la terza S è servizio. Questo è il vero cristianesimo.
sacrificio, sottomissione, servizio. Questo è lo spirito di un vero cristiano. È un combattimento. Noi non arriviamo a quella maturità se non combattiamo ogni giorno. Ma è interessante che Gesù stava andando in una direzione e i discepoli stiamo andando con l'anima in un'altra direzione completamente diversa. E Gesù ha detto una volta: io sono la via. Quando Gesù ci offre un calice amaro da bere e noi dobbiamo bere quel calice amaro, a volte noi prendiamo una via laterale, ma Gesù dice c'è una sola via e quella via sono io. Tu devi passare per Cristo per essere un vero cristiano, tu devi passare per Cristo per essere un leader, tu devi passare per Cristo per essere una persona beata, tu devi passare per Cristo per vivere una vita piena, perché Gesù ha promesso, fratelli. Giovanni capì: sono venuto perché abbiate vita e vita abbondante. Allora, io non so che cosa vuoi tu, ma io voglio quella vita abbondante e io sono disposto a combattere. Ti dico una cosa, sono ancora molto indietro, sia come cristiano, come figlio di Dio, che come pastore. Ma mi sono fatto questo proposito. Ho detto: Signore, io voglio combattere perché le tue promesse sono mantenute. Sono io che manco, sono io che devo avanzare, sono io che devo cambiare. Tu sei disposto a fare un cambiamento nella tua vita? Amen? Chiesa di Dio, per favore, rispondi a questo appello. Ok? Cristianesimo vero è questo: sacrificio, sottomissione, servizio. Ma dopo il servizio, dopo la sottomissione, dopo il sacrificio viene la risurrezione, una vita piena e una vita completamente rinnovata dal Signore. Io vorrei pregare insieme a te in questo momento. Chiedo già al gruppo di lode di venire. C'è un momento in cui noi dobbiamo decidere di cambiare la nostra direzione di vita. È vero che Cristo ha fatto un'opera perfetta in noi attraverso la croce, ma è come quell'atleta, no? Che ha tutte le potenzialità di vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Il suo DNA dice, tutto il suo DNA dice: tu puoi farlo, tu puoi vincere. Ma ovviamente noi abbiamo bisogno di un duro allenamento per arrivare a quella medaglia, no? E l'Apostolo Paolo e Gesù ce lo dimostrano. Paolo ha lottato, Gesù ha lottato, gli Apostoli hanno lottato, sono stati cambiati, ma attraverso il loro cambiamento la storia è cambiata. Attraverso il loro cambiamento la società di quel tempo è cambiata. Ci stiamo incamminando verso una società sempre più lontana dai principi di Dio. E la Chiesa sta sempre più implodendo e chiudendosi in se stessa. È un'epoca terribile. Ma io credo una cosa, fratelli, che la proposta di Gesù è ancora valida per noi oggi, perché Dio è lo stesso ieri, è lo stesso oggi e sempre sarà uguale. Se noi prendiamo questo testimone da parte di Gesù, da parte dei discepoli, noi possiamo fare la differenza e il mondo vuole vedere qualcuno che fa la differenza. Io quando guardo le facce di tante persone che sono qua stamattina, dico: Signore, tu hai fatto un'opera meravigliosa nella vita di quelle persone, ma dobbiamo imparare tanto, ancora tanto. La strada è lunga e dobbiamo combattere per sacrificarci, per sottometterci, per servire. E oggi io ti propongo un progetto di vita insieme al Signore, ok? Non so se tu hai già preso una decisione per Cristo, e sicuramente tanti di noi hanno fatto, ma se tu non hai fatto questa scelta, oggi è il momento di farla.
E se tu ancora non hai scelto di fare una consacrazione completa della tua vita, forse oggi è il momento di farlo. Perché io non voglio più arrivare a quel punto dove sono arrivati quei due discepoli che non riuscivano più a discernere tra cos'è a comandare e che cos'è servire. Loro non avevano capito ancora Cristo. Ma quando noi decidiamo di capire chi è Cristo, allora Cristo apre il nostro cuore e ci dà possibilità infinite di crescere. Ok? Io voglio pregare insieme a te. Io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi in questo momento. Non so se tu hai analizzato durante la predica tante situazioni della tua vita. Sicuramente lo Spirito Santo ti ha portato alla memoria, ti ha portato agli occhi tante situazioni che forse sono situazioni sbagliate. Ma il Signore non ci dice mai se c'è qualcosa di sbagliato, se non ci dà la via d'uscita, perché questo è il nostro Signore. Lui non ci critica perché Dio non critica, Dio ci indica che cosa stiamo sbagliando e poi ci dice: questa è la via d'uscita e io voglio che tu stia più vicino a me. E sono qua per dirti che il Signore desidera profondamente che tu ti avvicini a Lui. Ma per fare questo bisogna prendere una decisione, e questa decisione lo puoi prendere oggi. Qualcuno ha detto: il passato è storia, il futuro è nelle mani di Dio. Ma è interessante che il presente, in italiano la parola presente non è solo presente, è anche un regalo. E il Signore ti sta regalando questo momento per dire: Signore, io voglio stare più vicino a te, essere un vero servo. E se tu hai sentito questa mattina che il Signore ti stava parlando, io ti chiedo di fare un gesto molto semplice, di fare una dichiarazione pubblica al Signore dicendo: Signore, io voglio camminare più vicino a te. Allora ti chiedo in questo momento, se tu hai sentito la voce del Signore parlare al tuo cuore, ti chiedo di alzarti lì dove tu sei, perché io voglio pregare per te. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Tu vuoi che il Signore ti trasformi, tu vuoi che il Signore ti faccia sperimentare una vita piena, è nelle tue mani. Lui ha preparato tutto quello che serve perché tu abbia una vita piena. Allora ascoltami, voglio dirti un'ulteriore cosa: non badare a chi ti sta osservando, perché forse tu stai lì e stai dicendo: io non voglio alzarmi perché mi vergogno, e sembra a volte che le gambe siano pesanti sulla seggiola. Quello non è Dio che ti sta trattenendo, quello è il nemico che ti sta trattenendo, è il tuo orgoglio che ti sta trattenendo. Perciò se tu sei in questa mattina toccato dal Signore, non avere vergogna di alzarti, ok? Ti chiedo di dare un passo di coraggio, perché il Signore è qua con te, il Signore vuole camminare più vicino a te. Signore, nostro Dio, nostro Padre, sono qua per ringraziarti perché tu hai fatto un'opera profonda nella vita di tante persone qua stamattina. E io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che queste anime preziose che tu hai chiamato, perché la chiamata non è per tutti, la chiamata è per uomini e donne sensibili alla tua parola. Ma in questo momento io ti prego di sigillare questa loro decisione col tuo spirito e che le loro vite siano completamente, radicalmente trasformate dalla tua grazia. Aiutaci a combattere, Signore, con tutto noi stessi per guadagnare, come ha detto Paolo una volta, per guadagnare Cristo.
non è guadagnare vita eterna, ma guadagnare il carattere di Cristo. Signore, io ti ringrazio per tutti quelli che stanno rispondendo a questo appello. Benedicili, Signore, prendili per mano e falli maturare nelle tue vie, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te che si è alzata, che ha dato la sua vita questa mattina per l'opera del Signore. Amen. E così noi continueremo ad adorare il Signore con le nostre primizie, con le nostre decime, con le nostre offerte, nel nome del Signore Gesù. Siamoci in piedi e continuiamo a lodare il nostro Signore. Sei tu l'unica ragione dell'adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza, oh Gesù. Signor, mi hai sempre aiutato, la tua salvezza mi hai donato, oh gioia nel mio cuore, col mio canto ti loderò, io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Sei tu l'unica ragione dell'adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza, oh Gesù. Signor, mi hai sempre aiutato, la tua salvezza mi hai donato, oh gioia nel mio cuore, col mio canto ti loderò, io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. E ti loderò? Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Tutto il tempo ti loderò, tutto il tempo ti adorerò, tutto il tempo ti loderò, tutto il tempo ti adorerò, io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Amen. Ti ringrazio
ringraziamo Padre perché tu sei grande, ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto, ti ringraziamo per questi cuori che hanno deciso di prendere la tua croce, Padre, che noi possiamo ricordarci delle tue parole, che questa parola possa essere viva nelle nostre settimane, Padre, che noi possiamo in ogni momento lodarti, continuare a portare questa croce, Padre, continuare persistenti, Padre, che anche queste decime, queste primizie, Padre, possano essere servite per il tuo regno, Padre, che tu possa amministrare chiunque amministrerà queste decime offerte, Padre. Noi ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai, ti ringraziamo per questa settimana appena passata, ti ringraziamo perché tu sarai con noi anche ingoiando i rospi, Padre. La tua gloria, la tua misericordia, benedizioni, Padre, saranno con noi nella prossima settimana, ma se noi ingoieremo soltanto questi rospi, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, possiamo mandare i nostri annunci. Eccoli qua. Allora, c'è sempre un appello aperto alla Chiesa per poter lavorare nel nostro ministero Agape Kids, ok? Ossia con i nostri bambini nella scuola domenicale. C'è sempre bisogno di monitori, perciò se tu ti senti chiamato a lavorare in questa area, io come vi dico una cosa: non concepisco, fratelli, non riesco a concepire, almeno fino a prova contraria, se Dio non mi cambia idea, un cristiano che partecipa di una comunità che non serve, ok? Qualcosa bisogna fare, perché il Signore Dio ci dice che almeno un dono spirituale ciascuno noi ce l'abbiamo, perciò in qualche modo dobbiamo inserirci in un ministero, che sia un ministero che io faccio una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, non importa, ma qualcosa io devo fare, perché è proprio il Signore ha investito nelle nostre vite non solo per evangelizzare, ma anche per servire all'interno della comunità. Pastore, io non so cosa fare. Piega le tue ginocchia e comincia a pregare per la comunità, è già un grandissimo servizio, ok? Questo è fondamentale. Quindi, Agape Kids, chi si sente chiamato in questa area di servizio può rivolgersi a Jacqueline o a Jacqueline, che è di là oggi, no? Marcello è di là con i bambini oggi, oppure parlare con me che io poi farò da tramite, ok? Andiamo avanti. Incontro delle donne, sabato 7 giugno, ora 16, c'è questa relatrice che si chiama Emanuela Preta, che conosciamo già da un po' di tempo. Tutte le donne della Chiesa Battista Agape sono invitate, anche di altre chiese. Se avete contatti con altre chiese potete sicuramente invitare a questa conferenza. Andiamo avanti. Ministero sociale. Allora, carissimi, stiamo facendo questo servizio sociale per il comune di Villorba. Abbiamo circa 30 famiglie che ci hanno dato i nominativi il comune di Villorba. Stiamo portando alimenti, stiamo portando vestiti, stiamo facendo questo servizio e abbiamo veramente una grande gioia nel farlo, perché tante persone di queste famiglie hanno ascoltato il Vangelo proprio grazie all'ingresso nelle loro case. Abbiamo potuto condividere non solo il cibo, ma anche la parola di Dio, e questo ci dà una grande gioia. Perché? Perché il Signore ci sta dando questa opportunità di predicare il Vangelo a un popolo che non lo conosce. Quindi se tu ti senti coinvolto in questa opera sociale, puoi rivolgerti a me, puoi rivolgerti a mia moglie Isabella, che è davanti al ministero, e tu potrai partecipare ogni tanto. Il sabato noi ci troviamo, facciamo scatoloni di cibo e poi andiamo a consegnarli. Sarai molto benvenuto, per la gloria di Dio, ok? Pastor Vander, settimana prossima abbiamo questo pastore predicatore di eccellenza nella nostra comunità. 3 appuntamenti: il giorno 23 per la famiglia, il giorno 24, che è un sabato, è con i giovani, e il giorno 25 è nel culto qua. Allora vi dico subito, è un pastore che ha preso in mano, in brasiliano, no? È un pastore che ha preso in mano una chiesa di poche decine di persone. Oggi la sua chiesa è quasi 10.000 membri, ma è un predicatore veramente molto forte,
e che ci benedirà tantissimo. Questi 3 appuntamenti che il Signore ci ha dato settimana prossima, questo volantino è girato in tutti i gruppi, perciò avete il panorama della situazione, potete partecipare e invitare persone per partecipare. Sarà una bellissima occasione di conoscere più a fondo la parola di Dio. Avanti. Era l'ultimo? Basta? Ok, campeggio bambini, ricordiamo fra poco parte il nostro campeggio bambini, ricordiamoci di pregare per loro perché loro vivono delle esperienze bellissime nei loro ritiri e tornano a casa pieni della parola di Dio, pieni di entusiasmo. Carissimi, loro si riempiono di entusiasmo, non spegniamoli, ok? Non spegniamoli, cerchiamo di tenere vivo il loro interesse per le cose di Dio. Amen? Sei stato benedetto questa mattina nel culto? Amen? Allora il Signore dice così, porta a casa questo, il meglio deve ancora venire questa settimana, ok? Quindi alziamo in piedi, chiudiamo questo culto con una preghiera. Se tu vuoi prendere magari per mano una persona vicino a te sarebbe molto interessante, siamo una comunità e vogliamo pregare in questo modo questa mattina, no? Uniti l'uno all'altro, all'amore di Cristo, nel sacrificio, nel servizio e nella sottomissione al Signore. Signore nostro Dio, nostro Padre, metto nelle tue mani, Signore, le nostre vite. Abbiamo una settimana davanti, una settimana in cui non sappiamo, Signore, che cosa succederà. Forse cose spiacevoli, forse delle soddisfazioni grandi, ma Signore, quello che importa è che vogliamo sperimentare la tua presenza in ogni istante della nostra settimana. Riempi i nostri cuori della tua grazia. E adesso ti chiedo, Signore, che staremo andando alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.